Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Siamo con Fabio Sapori, presidente del Green Garden Village, dove si stanno disputando i campionati assoluti di tennis del Veneto. Allora, ci parli di questo importante evento? L'evento è il più importante del Veneto, infatti in queste 2 settimane in cui si svolge qui al Green Garden Village questi campionati assoluti non ci sono altri tornei in tutta la regione. Il torneo è appunto il più importante, ci è stato assegnato dal Comitato Regionale Veneto per la nostra capacità organizzativa e poi anche perché insomma, il Green Garden ha quasi 50 anni di storia. Quali sono i nomi di spicco di questo torneo per questa edizione? Uno su tutti Marco Speronello, che poi è stato anche per 3 anni nostro allievo, nostro tesserato qui al Green Garden, e abbiamo anche un titolo Under 16 con lui. Il torneo ha avuto 245 iscritti, è molto buona la partecipazione in seconda categoria, ce ne sono 56 maschili e 28 femminili. Ci sono state le qualificazioni di quarta e di terza categoria, adesso speriamo anche nel tempo, perché naturalmente il tempo non ci ha dato una mano, però probabilmente le finali le faremo martedì 13. Come sta andando il torneo dal punto di vista tecnico? Quali sono le cose che si stanno vedendo, che stanno spiccando, diciamo così? Innanzitutto anche i nostri allievi dell'Accademia, della Venice Tennis Academy, si stanno comportando bene, da Pezzato a Opi eccetera, e anche le femmine. Naturalmente dobbiamo aspettare adesso che partano i big, perché appunto Speronello è 2-1, poi abbiamo 4-2-2 eccetera come classifica, e vedremo sui campi la reale consistenza, la reale forza di questi nostri ragazzi emergenti. Ecco, si dice che nessuno è profeta in patria, però si potrebbe anche stravolgere questa previsione. Ce lo auguriamo sempre, ma naturalmente i valori in campo, la classifica insomma la dice lunga, anche se ieri sera abbiamo visto Alcaraz che ha strapazzato Tsitsipas, che è il numero 5 del mondo. Ecco, come sta rispondendo la città di Mestre a questo torneo che, ricordiamo, è estremamente importante, soprattutto anche perché non è un evento locale ma è un evento regionale? Fino adesso, nelle giornate in cui appunto il tempo è stato clemente, c'era abbastanza gente che veniva a vedere sia i loro beniamini sia il tennis giocato. Naturalmente, come ho detto, il tennis di un certo livello comincerà praticamente tra oggi e domani. Ecco, che cosa vi aspettate in termini tecnici, in termini di pubblico, in termini di organizzazione? Come organizzazione il torneo quest'anno l'abbiamo fatto in collaborazione col Comitato Regionale Veneto, il quale ci ha chiesto di aumentare il prize money, e il prize money l'abbiamo portato a 10.000 euro. Per il resto, come vi potete sentire finora? Soddisfatti di come sta andando finora, anche se, come ha detto lei giustamente, i big devono ancora giocare? No, ma ripeto, l'interesse per il torneo c'è stato sia da parte del pubblico che da parte dei giocatori, perché appunto abbiamo avuto 245 iscrizioni. È molto buona la partecipazione nei seconda categoria, cioè nell'Open femminile e anche nell'Open maschile. C'è qualcosa di particolare, un aneddoto, non lo so, che vuole sottolineare riguardante questo torneo? Più che aneddoti voglio diciamo giustamente dire che il giudice arbitro, che è Mauro Granzotto, coadiuvato anche da Matteo Rossetto, stanno facendo un ottimo lavoro.